siamo tutti in attesa del passaggio sopra le nostre teste delle frecce tricolori, con la pattuglia acrobatica che è partita con i suoi 9 velivoli dalla Campania per arrivare sopra il cielo di Venezia. Lo spettacolare arrivo sopra il cielo di Venezia della pattuglia acrobatica nazionale in segno di unità, solidarietà e di ripresa con la fine del lockdown. A Venezia la gente giunta appositamente per mirarne le impeccabili acrobazie. Sapevamo anche delle frecce tricolori, che questa settimana abbiamo visto queste bellissime immagini di questo abbraccio alle varie città d'Italia, e quindi le due cose ci hanno fatto decidere di venire qui a trascorrere questa giornata serena. In questo momento qua penso che sia un ottimo modo per mostrare a tutto il mondo l'Italia, il significato di Italia e di italiani. E poco dopo le 14 eccole arrivare sopra il bacino di Rialto. Oh, fantastico! Ecco, con i fumi del tricolore, le vedi, sono posizionate 3, 6 e 9. Sopra di noi proprio, guarda Cristian! I fumi del tricolore a colorare l'azzurro cielo sopra Venezia nella rivisitazione del noto vedutismo settecentesco. I 9 velivoli in postazione emozionano, procurando una gioia davvero incontenibile. Dopo Venezia, il passaggio su Trieste per rientrare da dove erano decollate a Rivolto, sede, come noto, delle frecce tricolori. Frecce tricolori rappresentano in questo momento un simbolo di unità nazionale, penso come nessun'altra cosa. Certo, sono orgoglioso di essere italiano, sempre Forza Italia.